il Porto Torres per scrollarsi di dosso gli spettri della zona retrocessione, la Lanteri per proseguire il campionato senza troppe preoccupazioni. Amici di Directa Sport e appassionati di calcio dilettantistico, buon pomeriggio. Le immagini curate come sempre da Fabio Madau vi giungono direttamente dallo stadio Santa Maria Torres di Campanella, dove a breve avrà luogo la partita valevole per il recupero della 18ª giornata del campionato di promozione Girone C tra i padroni di casa del Porto Torres e gli ospiti della Lanteri. Va su questa pala, dialoga con Farina, il tiro di Farina incredibile, traversa del Porto Torres, quindi può ripartire il Porto Torres, ancora palla sulla destra, 1 contro 1 con Simula, pallone in centro, direttamente in porta, Dore di piede respinge la minaccia, ora perde palla incredibilmente Fenu, poi il tiro incredibile improvviso ci sembra di Bazzoni, sbaglia il passaggio, poi ancora a filo sul pallone, tutto regolare secondo il direttore di gara, quindi può ripartire il contropiede del Porto Torres. Attenzione, mancino, il mancino di Farina e il Porto Torres sblocca il punteggio al 12° minuto. Ribatti alla fine, la sfera finisce ancora sui piedi della Lanteri, pallone per Pintus in posizione regolare, Pintus coperto col portiere, Pintus tira in rete, Lanteri che agguanta il pareggio al 22° minuto. Si può ripartire con ancora Igiene che ringhia sui piedi di Cosu, recupera palla, poi cerca di involarsi da solo contro tutta la difesa avversaria, ancora Igiene, il tiro di Igiene, poi arriva Pintus e la Lanteri fa 2-1 ancora con Pintus. Coranali mette un bel pallone per Bazzoni al destro, la volée di Bazzoni, Porto Torres che agguanta il pareggio. Prosegue la sua azione sulla sinistra, poi c'è una reazione del centrale difensivo di Mister Robby, Casu, Pintus, finisce qui dopo 6 minuti di recupero, triplice fischio da parte dell'arbitro. Porto Torres Lanteri 2-2.